Questo progetto molto complesso e molto articolato ha visto prima una fase di monitoraggio e di scelta dei 2 siti. Una volta individuati i 2 siti si è fatto un prelievo della risorsa in Veneto. La Regione Veneto aveva già fatto dei progetti, dei piani, quindi di ripristino. Cosa abbiamo voluto fare invece noi con questo progetto? Andare oltre e produrre delle linee guida in modo che non sia solo intervenuto su il ripristino, ma anche dare delle indicazioni a vari livelli, a tutti i portatori di interesse, sulla modalità poi di gestione e di conservazione della risorsa negli anni. I risultati dei monitoraggi ci hanno dato molti risultati interessanti, ovvero è necessario comunque procedere a fare delle progettazioni pluriannuali, perché non è possibile, essendo una risorsa molto complessa e avendo anche dei parametri particolari da tenere in considerazione, concludere l'esperienza semplicemente con un anno di sperimentazione. Questo apre degli scenari interessanti e con la partnership sicuramente si potranno fare ulteriori prove. I monitoraggi e comunque tutte le attività svolte hanno permesso di delineare e progettare delle linee guida. Queste linee guida sono delle best practice esportabili anche in altri contesti e sicuramente danno delle indicazioni precise e puntuali ai pescatori, però anche a noi tecnici, in modo tale da poter fare ulteriori interventi futuri con cognizione di causa e quindi tenere in considerazione tutta una serie di aspetti importanti che possono permettere al progetto ovviamente di avere dei risultati positivi.